Terza domenica di Pasqua, amiche e amici. Siamo ancora in ascolto del Vangelo di Giovanni, che a partire dalla domenica di Pasqua ci sta accompagnando di domenica in domenica, e siamo sempre in ascolto di quelli che sono i racconti pasquali che troviamo nei Vangeli. Nel tempo pasquale ascoltiamo appunto questi racconti pasquali, no? Colpisce che però il clima in questi racconti non è mai così pasquale, e questo dovrebbe farci riflettere. Domenica scorsa, se ricordate, il gruppo era lì chiuso dentro questa stanza, porte sbarrate, paura dei giudei, paura di fare la stessa fine che aveva fatto lui. Tommaso non era neanche presente, e anche qui oggi innanzitutto vediamo una comunità un po' frammentata, perché non c'è naturalmente Giuda, sappiamo la tragica fine della vita di Giuda, e già quella è una ferita potente in questo gruppo. Ma poi qui si trovano a Tiberiade, e quindi sono tornati indietro, sono tornati in Galilea a fare che cosa? Non lo sappiamo, forse non lo sanno neanche loro cosa possono fare, forse è una comunità un po' disorientata in questo momento, no? È mancato il grande punto di riferimento. E poi invece di essere 11 sono in 7, qui ne vengono nominati 7, Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli, sono in 7. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Sembra che a un certo punto lui prende l'iniziativa anche allo scopo di dire: sentite, facciamo qualcosa? Bene. Vanno a pescare, uscirono, salirono sulla barca, gli altri avevano detto sì, veniamo anche noi con te, ma quella notte non presero nulla. Quindi la situazione non è così vitale, ecco, non è così energetica, ecco. La comunità sembra scarica, disorientata. Uomini delusi, come i discepoli di Emmaus, no? Che si allontanano addirittura da Gerusalemme, vanno via da Gerusalemme verso un villaggio, non si sa neanche dove sia questo villaggio di Emmaus, e lungo la strada raccontano tutta la loro delusione, tutto il loro dissapore, anche con un po' di rabbia per quello che è capitato. Allora, i racconti pasquali che funzione hanno? Non ci descrivono in che modo Gesù è risorto, non ci parlano della risurrezione di Gesù. Ci descrivono la risurrezione di questi uomini e di queste donne, e la risurrezione di una comunità che trova la forza per diventare una comunità missionaria, vitale, che annuncia, che testimonia fino al dono della vita, fino alla morte. Cosa è successo? Ma è successo che arriva il giorno, no? In cui noi riscopriamo che Gesù è la vita. Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? C'è sempre il tema del cibo, che è interessantissimo nei Vangeli. Gli risposero no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi e si gettò in mare. Cambiano le cose, c'è un'energia nuova, e soprattutto la Pasqua è la scoperta di come il Signore continua ad essere il Signore della vita, che dona la vita, perché anche in questo racconto poi è Gesù che offre il cibo, che permette a loro di pescare e di trovare il cibo, ed è Lui che glielo cuoce,
ed è lui che glielo offre. Gesù si avvicinò, è lui che si avvicina a loro per non lasciarli soli, per non abbandonarli, no? È lui che prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. È lui che dona. E poi è bellissima la scena finale dove avviene un dialogo personale tra Gesù e Simon Pietro, che conosciamo bene, no? Che per 3 volte gli chiede: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Pasci i miei agnelli. Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. E poi la terza volta, e Pietro è anche addolorato perché per 3 volte Gesù gli chiede: mi ami? Allora qualcuno dice: ma Gesù vuole rinfacciare il triplice rinnegamento? Non credo che Gesù abbia bisogno di rinfacciare qualcosa. Semmai Gesù ha desiderio di confermarci che cosa? Il suo amore, la sua fiducia. Cioè Gesù rinnova la fiducia a Pietro, gli dice: pasci, cioè tu sarai il pastore di questo gruppo. Io ho ancora fiducia in te, mi hai rinnegato, non importa, io credo che tu potrai ancora amarmi, no? Quindi è questa la Pasqua, è riscoprire la potenza d'amore che passa attraverso l'umanità e la persona e lo spirito e le parole di Cristo. Buona Pasqua.